Eccoci qua allora, TV7 Match, pronti per parlare di questa nostra ricorrenza storica che vogliamo appunto riproporre alla vostra attenzione. Sì, ci tocca un po' da vicino perché è la ricorrenza della liberazione di Ingrid Betancourt, che è si era candidata alla presidenza della Colombia e che naturalmente fu sequestrata dalle FARC. E la mia moglie venne a conoscenza di questo fatto, in Italia non se ne parlava e si prese carico di questo impegno e lo diffuse al punto tale che poi si mosse anche la RAI, si mossero i giornali, si mosse anche Canale 5 e addirittura mandarono in Colombia per riuscire a capire la situazione in cui si veniva a trovare. E noi abbiamo organizzato per esempio a Padova 2 concerti sempre con Simone, con i solisti veneti, e sono stati 2 concerti abbastanza significativi perché in uno di questi c'erano anche i figli di Ingrid Betancourt. Successivamente venne anche la madre a trovarci e la cosa divenne virale e quindi divenne una questione nazionale. Certo, ci fu appunto un impegno anche a livello non solo nazionale ma internazionale per la sua liberazione. Ma allora, brevemente la sigla di Memorandum, giusto per ricordare la data e quant'altro. Sentiamo. Memorandum, storia e memoria. 2 luglio 2008. Dopo 6 anni di prigionia nelle mani delle FARC, Ingrid Betancourt è libera. Lo annuncia il governo colombiano dopo un blitz delle forze armate. Ecco, dopo parleremo anche di quelle che sono state appunto l'operazione per la liberazione di Ingrid Betancourt, ma prima di far intervenire anche i nostri ospiti, vi proponiamo un breve brano appunto di quello che è stata l'introduzione al concerto dell'8 marzo del 2008 dedicato a Ingrid appunto qui a Padova, al concerto dei solisti veneti, e a presentare la serata c'era appunto la Presidente, la responsabile del Comitato per la Liberazione di Ingrid Betancourt, la dottoressa Maria Rosa Isnenghi, che ascoltiamo in queste parole. Grazie a voi tutti per la partecipazione a questo giorno dedicato alla donna e a questo evento che si chiama Ingrid. Grazie a Ingrid per esistere, perché di queste figure abbiamo bisogno. Avevo iniziato a scrivere poche righe di preludio a questo concerto. Volevo sintetizzarvi il dolore, la passione, la speranza e la disperazione di Ingrid. Poi mi è giunto in tempo questo libro, Lettera dall'inferno a mia madre e ai miei figli. E ho capito che per quanta immaginazione potessi mettere nelle mie parole, non sarei riuscita neppure a lambire il dramma vissuto da questa donna in questi 6 anni di prigionia. Io cercherò solo di leggere alcuni brani perché ci aiutino a capire le condizioni di Ingrid. Ho combattuto molte battaglie, ho cercato di scappare più di una volta, ho cercato di conservare la speranza, così come si tiene la testa sopra il pelo dell'acqua. Ma oggi, Mamita, mi sento sconfitta. Qui qualunque cosa è un miracolo. Ascoltare ogni giorno la tua voce è un miracolo, perché la mia radio è molto vecchia e ammaccata. Qui niente è di qualcuno, niente dura. L'unica costante sono l'incertezza e la precarietà. Qui tutto ha 2 volti. La gioia si mescola al dolore, la felicità è triste, l'amore lenisce e insieme apre nuove ferite. Ricordare vuol dire vivere e morire di nuovo. Per anni ho pensato, finché sarò viva, finché respirerò, non perderò la speranza. Non ho più quella forza. È diventato molto difficile continuare a credere, ma voglio che sappiate che quello che avete fatto per noi ha fatto la differenza. Ci siamo sentiti ancora esseri umani. Erano alcuni brani tratti dalla lettera che Ingrid Betancourt ha scritto verso la fine di ottobre dell'anno scorso. Il manoscritto è stato sequestrato dalla polizia colombiana ad alcuni guerriglieri catturati a Bogotà alla fine di novembre.
Questo, insieme a un video che i guerriglieri avevano girato appositamente, costituiva la prova di vita che il presidente del Venezuela, Chávez, aveva chiesto alle FARC prima di trattare per la liberazione di alcuni ostaggi. Quando è iniziata questa nostra battaglia, nessuno, ma proprio nessuno, sapeva chi fosse Ingrid Betancourt. Oggi ormai tutto il mondo ne parla. Governi e capi di Stato sono mobilitati. È difficile pronosticare come finirà la lunga vicenda di Ingrid e più ancora come i governi, se lo vorranno veramente, riusciranno a risolvere il conflitto colombiano. Il compito era quello di far emergere il problema e per questo avevamo bisogno di molti coraggiosi che rompessero il silenzio, sottoscrivendo il manifesto della campagna per la liberazione di Ingrid Betancourt. La sensibilità per la donna Ingrid ha aperto una finestra sulle tante donne che, come lei, sono un simbolo di riscatto. Ecco, allora queste le parole, sono passati 10 anni. 10 anni fa avveniva la liberazione di Ingrid Betancourt, che lo ricordiamo per i telespettatori, fu rapita dalle FARC, le forze rivoluzionarie della Colombia, nel 2002. Una lunga prigionia e poi appunto la voce internazionale e la spinta per trovare una soluzione. Inizierei da Settimo Gottardo. Allora, Ingrid Betancourt è stata poi, era ed è stata comunque il simbolo e una figura di una donna sicuramente forte e impegnata per il suo paese. Sì, non solo una donna forte e impegnata, perché lei viene da una rivolta rispetto al padre, anche a una storia familiare. Il padre era stato ministro del dittatore e uccide, si dice metaforicamente, c'è un bellissimo libro della professoressa Cantarella adesso nelle librerie proprio sull'uccisione del padre, in senso anche metaforico, sempre senza dire del complesso di Edipo, direbbe Freud. Lei quindi supera la figura paterna, la collaborazione con un governo dittatoriale e si dedica a tutta una battaglia libertaria dei diritti civili e inventa un partito. Ossigeno Verde. L'ossigeno lo chiamava, se non mi sbaglio. Sì, Ossigeno Verde. E quindi capisce che le idee corrono se vengono strutturate. Sta per arrivare alla soglia della presidenza della Repubblica, si candida. È una donna di grande successo, di grande comunicazione e viene bloccata. È una delle storie tristi dell'America sotto tutela americana. Io ho sempre questa visione sotto tutela americana. Difatti lei viene rapita e viene eletto Presidente della Repubblica un giovane professionista di qualità, per la verità, moderato, educato in America, e che la dice lunga. E il pensiero era che si sarebbe dimenticata nella foresta la povera Betancourt. E con la dimenticanza della povera Betancourt anche di tutte le sue battaglie e la continuazione delle sue battaglie. La cosa non è andata così. Perché non è andata così? Perché è un esempio del nuovo secolo dove il protagonista è l'opinione pubblica. Il risveglio dell'opinione pubblica ha impedito che si dimenticasse nella foresta, una prigionia che dura mezza dozzina di anni, non mezza dozzina di giorni. La battaglia civile dell'opinione pubblica fa sì che lei diventa il personaggio che già era, ma diventa simbolico, ma qui protagoniste sono due, sono lei e l'opinione pubblica, tant'è che alla fine l'opinione pubblica la salva. Certo. Questa è la verità. Certo, Fabio Bui lotta alla corruzione, Ingrid Betancourt è stata una delle paladine in Colombia che si opponeva. È stato un esempio e io dico sempre che il mondo oggi non ha bisogno di regole, ce ne sono già, non ha bisogno di tante sovrastrutture politiche, ma ha bisogno di esempi.
Ingrid Betancourt è un esempio positivo e come diceva poco fa Settimo Gottardo, è stato un esempio positivo che poteva rimanere nel limbo che nessuno conosceva. Invece l'opinione pubblica è riuscita a valorizzare questo esempio positivo. Ecco, noi abbiamo bisogno, oggi più che mai, nel nostro Paese e in Europa, ma nel mondo, di esempi positivi che riescono a guidare e a dare segnali anche con la propria vita, vivendo concretamente le proprie idee, come ha vissuto Ingrid Betancourt. Ecco, io sento proprio forte la necessità di esempi positivi. Certo, Giuliani è d'accordo con questa. Abbiamo bisogno di esempi, c'è bisogno di figure così per, come dire, anche ridare motivazione alla popolazione. Sì, c'è bisogno di esempi come quello di Betancourt. Il paragone ci sta anche sulla scena politica, anche nazionale. Di questi giorni, girando sul territorio mio di Verona, c'è ritornata speranza per questo impegno politico di questa maggioranza di governo, fermo restando che comunque se ritorniamo sulla figura di Betancourt c'è secondo me una lezione di vita. Giustissimo, importantissimo portare avanti i propri ideali. Però il risvolto politico colombiano attuale è che comunque l'opera di mediazione è sempre importante. Quindi il segnale che è stato dato è comunque coinvolgere anche quelle parti che hanno combattuto Betancourt all'interno della scena politica colombiana. Io mi ricordo di un cineforum che seguì da ragazzo, di un film il cui attore principale era Robert Redford. Si intitolava Brubaker. Brubaker è un direttore di un carcere nominato che entrò in veste di detenuto, no? In veste di detenuto. E conobbe quelle che erano alcune pratiche illegali nei confronti dei detenuti e del mondo del carcere. E in quel frangente lui a un certo punto sollevò un gran polverone, destabilizzando anche a livello istituzionale la struttura carceraria. E mi ricordo che nel dibattito fra studenti una cosa che uscì fu la seguente: giustamente lui combatté certe pratiche, però alla fine fu sollevato dal suo incarico e quindi non poté più esercitare questo suo modo di fare, la sua onestà, per cui l'interrogativo è il seguente: giusto portare avanti le proprie idee, però a un certo punto bisogna fermarsi per il bene degli altri, perché se lui fosse rimasto all'interno della struttura sicuramente avrebbe potuto certo, continuare a professare il verbo di legalità e onestà. Certo. Allora, Ermanno, 10 anni dalla liberazione di Ingrid Betancourt, per noi è stata un'esperienza. È stata un'esperienza, è stata una vittoria, perché ci siamo domandati, anzi mia moglie si è domandata, se quello che noi facciamo è sufficiente perché diventi una cosa virale. E allora ci si domanda, ma insomma tutto sommato ne parliamo con questa televisione che è interregionale, ma fin dove arriva? Abbiamo preso delle pagine del Corriere della Sera, abbiamo preso altre situazioni, ma non avevamo tanta speranza. E allora è nata l'idea, che è un concetto poi abbastanza scientifico, che un battito di ali a New York può scatenare un
un tornado a Pechino. E questo è il principio del caos. Non riusciamo a capire i percorsi, però alla fine succedono. E difatti è stato così. Quindi poi le altre testate giornalistiche italiane, RAI, Mediaset e anche a livello mondiale si sono mosse. Già in Francia c'era un movimento abbastanza forte e abbiamo capito, poi abbiamo avuto come ospiti i figli della Bettencourt e la madre della Bettencourt sono venuti qui, allora il sindaco era Zanonato e finalmente siamo riusciti a ottenere, non tanto per il nostro intervento quanto per la massa critica che si è venuta a creare, grazie proprio a tutti i media che si sono mossi, la liberazione di Bettencourt, che a quanto si pronuncia sia stata opera dei servizi israeliani. Certamente fu un grande risultato e ritengo che anche nelle cose piccole che riguardano la nostra regione, parlarne spesso e parlarne continuamente, i problemi prendono quella dimensione che altrimenti vanno poi piano piano nel dimenticatoio e quindi questo è il tipo di trasmissione che noi vogliamo fare per riuscire a mantenere alta la tensione su quelle che sono le grandi problematiche. Poi naturalmente chi riuscirà a risolverle avrà il suo merito, non mi interessa se è di sinistra, di centro, di destra, ormai quella divisione politica che apparteneva al secolo scorso fortunatamente è scomparsa, spero che non ritorni, ma quello che è importante è che la gente partecipi, perché la partecipazione vuol dire democrazia. Certo, certo. Allora ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra ricorrenza, questo decennale della liberazione di Ingrid Betancourt. Adesso una breve pausa pubblicitaria, ma ritorniamo subito e inizieremo allora a parlare dei 70.000 di Pontida, dell'assemblea del Partito Democratico e anche della come dire, ristrutturazione di Forza Italia, ma tra poco, dopo la pubblicità.